Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice, ho 20 anni e studio all'università. Per quanto riguarda le attività quotidiane, io comunque sono un po' magari impacciata nei movimenti, però riesco a fare tutte le cose che servono nel migliore dei modi. Sono Chiara, ho 16 anni e faccio la terza superiore. Io sono la mamma di Mattia, un bambino di 9 anni che ha una paralisi cerebrale infantile e comunque è un bambino che va a scuola e sta molto con i suoi compagni. Io sono il papà di Mattia, a lui piace molto la palla, gli piace giocare a basket, a calcio, malgrado le sue difficoltà è molto attivo e mi aiuta con la rasaerba a tagliare l'erba, mi aiuta con gli animali. Mi chiamo Semir, ho 17 anni, frequento il liceo linguistico. Da tutta la vita faccio fisioterapia. Per bambini come Enzo l'autonomia è un obiettivo molto importante, allora cerchiamo di coinvolgerlo in diverse attività a casa e notiamo che quando lui riesce a realizzare un compito è molto contento. Chiara adesso ha 15 anni, l'abbiamo iscritta alle scuole superiori che ha iniziato qualche giorno fa con grande gioia. Nella vita cerchiamo di fargli fare le più esperienze possibili. Che so, per esempio l'abbiamo portata a sciare, abbiamo fatto fare l'esperienza dello sci oppure sulle moto, quelle acrobatiche, sono cose che a lei piacciono molto. Chiara ha trovato, nel corso degli anni, ha trovato il sistema di comunicare attraverso la comunicazione aumentativa e con questa comunicazione lei riesce a comunicare i suoi stati d'animo, le sue necessità e anche noi come genitori o operatori che ci lavorano insieme a trasmettergli delle informazioni. La nostra famiglia è composta da lui, da Mattia, poi ci sono io che mi chiamo Alessandra e il papà Robin e adesso stiamo aspettando Edoardo. Vivo con la mia famiglia, ho un fratello più grande di 19 anni. La mia famiglia è composta da mia mamma, mio papà, mia sorella e io, che abitiamo nella stessa casa ovviamente. Io vivo con mia sorella e mia mamma e diciamo che anche il gatto fa parte della famiglia. La famiglia per Enzo è fondamentale e tutti quanti siamo uniti in questa avventura e cerchiamo il più possibile di poter offrire tutto quello di cui ha bisogno, incluso l'affetto, la disponibilità e la presenza soprattutto. Chiara è nata 15 anni fa da un parto gemellare, infatti è una sorella gemella e un fratello maggiore di 26 anni. Io vado in palestra e ogni volta è l'occasione giusta, insomma, per mantenere il tuo corpo in forma ed allenarsi. Vengo qua alla nostra famiglia a fare fisioterapia da quando ho 1 anno. Cerchiamo di portarlo in giro, respirare un po' di aria in montagna, di fare delle belle passeggiate e adesso da un po' lui ha fatto un'operazione che gli ha dato la possibilità di tornare a usare il deambulatore e così fare delle belle camminate per conto suo. Per quanto riguarda i miei amici non ne ho tantissimi, ma con quelli che ho legato di più ho un buon rapporto, ci sentiamo, parliamo, magari mi invitano anche a casa loro. Gli amici fanno parte dei suoi momenti principali di vita, senza gli amici non riuscirebbe ad avere quegli stimoli giusti per poter superare le sue difficoltà e sicuramente nella scuola o nelle varie attività con persone esterne alla famiglia trova questo ambiente naturale, ideale. Nel tempo libero mi piace uscire con gli amici e da 1 anno faccio teatro. Sta cercando di dirmi, mi sta illustrando quelli che erano i suoi professori, perché in questi giorni ha molta nostalgia di quelli che erano i suoi precedenti insegnanti delle medie e quindi lei vuol farmi capire che in questo modo è attaccata, sì, gli fa male il cuore perché non li vede più, li vede poco, insomma. A Chiara piace molto comunicare, ultimamente ha trovato il sistema del WhatsApp
con cui si relaziona con amici presenti, attuali, vecchi compagni di classe, con i quali ha possibilità di trovarsi, incontrarsi a casa nostra e cerchiamo di favorire questi incontri. Allora, Mattia per giocare corre e si diverte con il suo deambulatore e passa il tempo con il suo cuginetto Filippo, che è l'amore della sua vita, e i suoi amici sono i suoi compagni di scuola. A Enzo piace molto viaggiare, passeggiare, è un girandolone e ci divertiamo tanto in giro, e però gli piace anche viaggiare virtualmente, nel senso che come tutti i bambini e i ragazzi di oggi è sempre attaccato allo schermo e gli piace fare questi viaggi virtuali, diciamo, guardando cartoni, eccetera. Una delle mie passioni principali, insomma, è la recitazione e l'ho sempre fatto, quindi mi diverte un sacco. E posso dire che nel mondo del teatro, insomma, ho molti amici, mentre a scuola ho avuto sempre difficoltà a instaurare amicizie, soprattutto quando ero piccola, però ad esempio adesso che sono all'università è più semplice, perché abbiamo lo stesso percorso di studi e quindi riesci a condividere più cose. Oltre a uscire con gli amici mi piace leggere e ascoltare la musica. Chiara fa delle attività che a lei piacciono tanto, tipo andare a cavallo, ipoterapia, è una cosa che a lei piace molto e è stata anche funzionale alla sua disabilità, in quanto abbiamo notato dei miglioramenti a livello posturale. Oltre al fatto che appunto si diverte molto e ha un bel rapporto con i cavalli. Nel mio tempo libero mi piace leggere, ascoltare musica e ogni tanto quando ho tempo gioco ai videogiochi. E per il mio futuro, spero di andare all'università a studiare e venire qua alla nostra famiglia a lavorare e di migliorarmi sempre di più, soprattutto nella fisicità. Nel mio futuro spero ovviamente di finire il liceo e di avere accesso all'università. Io sto studiando scienze dell'educazione, quindi nel mio futuro mi vedo come educatrice e comunque mi piacerebbe anche lavorare nel mondo della scuola e magari nelle case di riposo con gli anziani, e mi piacerebbe magari anche lavorare con la disabilità. Per il futuro di Enzo noi sinceramente non diamo moltissima importanza. Per lui il futuro è adesso e quindi quanto meglio è aiutato ad affrontarlo, migliore sarà anche il suo futuro prossimo o remoto. Per il futuro è quello che secondo me vogliamo per Enzo, è quello che tutti i genitori vogliono per i propri figli. Userei un'altra parola con la lettera F, felicità. Vogliamo che sia felice e basta. Ah, ok. Devo ricominciare da capo? Dovrà tagliare tante che robe. Potrei dire che c'è anche amoroso, ma è meglio che evito quelle cose là. C'è una mosca qua che mi gira e mi sono sconcentrata. No, è che non mi ricordo più quello che ho detto adesso. No, è che è troppo serioso, è troppo serioso.